Buonasera signora! Ma non si vergognate di fare queste cose a quest'ora che c'è mio marito che... Va? Sta dormendo suo marito? Mio marito c'ha... Cosa c'ha suo marito? c'ha la... Là? Non sta bene, e ma- voi con questo chiasso che fate, anche voi andatevene a casa così si dà tutto statuato in sta strada. Signora Tesolina, c'è uno spettacolo, Cabarena. Sta cambarella a Mari. No, Cabarena, spettacolo di cabaret dove ci sono comici. Pensi che c'è... È solo maleducanza perché c'è mio marito che c'è la multipla. La multipla? La macchina? No, la multipla, quella... Che cosa c'ha suo marito? La scleresi. No, vabbè, ma ci dispiace, non lo sapevamo, signora Tesolina, Non è ora di venire a Ha ragione, ma sa cos'è? Questo è uno spettacolo dove ci sono tanti comici. Pensi che c'è anche quel comico anziano di Oristano, Benito Urgu. Bello maleducato, dice tutti i parolacci quello lì. Ma non è vero. Lo mandino via, per favore, che... Ma ascolti, signora Tesolina, ma suo marito stava dormendo oppure vi abbiamo disturbato? Guardi, in confidenza, giratevi un attimo, in confidenza tra me e lei, stavamo per iniziare... Che cosa? A fare zighidi zaghidi, come Zighidi zaghidi? Lo fate ancora alla vostra età? Ci arriva l'attrezzo e lo usiamo, capito? Certo, ha ragione. Abbiamo l'anticoncezione, come si chiama? L'anticoncezione, il preservativo? No, lo facciamo in casa noi il preservativo, è un pezzo di camera d'aria. Come camera d'aria? Lo leghiamo a nodo da una parte, capito? E non dà fastidio? Il cappelletto dava fastidio, ormai si è fatto il callo. Senta, ma perché non ve ne andate da un'altra parte a fare gli spettacoli che siamo dormiti? Ho capito, signora Tesolina, ma se lo spettacolo tanto dura ancora un'ora e mezza, non dura tantissimo, dai. Squatterà o sagato, un'ora e mezza ancora. Ascolti, signora Tesolina, ma lei è vaccinata? Sì. Li ha fatti tutti i vaccini? C'è il vaccino e ho fatto anche il tampone. Quindi può scendere giù in mezzo alla gente, gli hanno fatto nel naso il tampone? No, me l'hanno fatto di dietro. No, si fa nel naso il tampone. Insomma, antifrigao. Perché mi ha detto si inchini e ho sentito questo. Ma dai, che non lo fanno così, lo fanno in Cina così. Di adesso. E lei è andata in Cina? Ecco perché hanno gli occhi così, di pizzi a meda. Ascolti, fate una cosa, smontate tutti, andatevene perché io e mio marito dobbiamo continuare a fare la... E voi fatelo, son di musica, dai. Come? Mettetevi tappi nelle orecchie. Vuoi dire un cusso? No! Non dica queste cose. Buonanotte. Buonanotte, signora Tesolina. Come si guarda se schina? Applauditela, la signora Tesolina, eccola, venga. Lei venga, adesso le accendiamo il microfono, venga qui. Spero gliel'abbiano dato acceso, non mi dica, faccia vedere me. Risolvo tutto io. Eccoci, vede che funziona, signora. Perché come lo tocca lei è magico. Certo. Buonasera, signori sassaresi, la pazienza vostra di stare sotto l'acqua. Io sono... Senti, me la porto una sedia che sono stanca. Vuole una sedia addirittura? Una sedia, sì. Abbiamo una sedia... quella là, aspetti, la porto io, ce l'ho qua. Grazie. Però la tengo qua sotto la luce perché lì è sotto la pioggia, venga qui, tanto la sentono uguale, venga qui, ecco, perfetto. È che non mi vedono in faccia. Qui, no, la vedono. Io sono sempre in giro da quando non c'è più mio marito perché sono vedova. Poverino se n'è andato, meglio a lui che a me. Era una brava persona, Lui lavorava e portava tutti i soldi a casa. Una persona bravissima, lavorava nell'immondezza. Bravo. Lui da bambino aveva questo desiderio, proprio da bambino gli diceva alla mamma, mamma da grande voglio fare lo spazzino. Figlio mio, però devi studiare, se no non riesci a farlo. Lo sapete che non ha studiato e è diventato lo stesso spazzino. Una cosa di notte lui si alzava da piccolo, andava a rubare l'immondizia dai ricchi e la dava ai poveri. Era come Robin Hood. Purtroppo adesso non c'è più. Io sono con questa associazione, siamo più di 50 vedove.
abbiamo fatto l'associazione, ci chiamiamo Sole 24 Ore. E andiamo sempre in continente, andiamo anche fuori all'estero, andiamo a Lourdes, a Fatima, a Medjugorje. A Fatima c'è sempre Gianni Morandi che canta la canzone della Madonnina, quella della Madonna di Fatima. Fatima andare dalla mamma a prendere l'acqua. Come ci divertiamo. E ci hanno detto, quelli dell'organizzazione, di stare attente perché ci sono questi uomini che violentano le donne. Una scarogna, neanche io non ne abbiamo visto noi. Le ho chiesto a quello dell'organizzazione, ma dov'è che vanno questi qui? Mi ha detto in periferia. Numero? Non c'è numero. Una cosa incredibile. Una nostra amica è stata violentata, l'hanno presa, l'hanno tenuta 15 giorni. Mischinedda. Oia. 15 giorni, perché lei è andata la prima settimana, gli è piaciuta e poi è tornata. E si è scoperto anche chi l'aveva sequestrata, i cugini di campagna. Già gliel'hanno cantata, anima mia, oia, ma beata lei. E vi stavo dicendo, mio marito purtroppo è morto, stavamo guardando la televisione e si sentivano questi toni che arrivavano da lontano, ma non erano proprio toni, in sardo si chiamano trono surdos, che arrivano da lontano. Poi invece si avvicinano ed erano tuoni veri. Scende un lampo, entra dentro casa, stavamo guardando la televisione si è salvata, mio marito è morto. Meno male perché l'avevamo comprato da poco da Lampis e Tronisi, è spaccato tutto quanto. Ma comunque quando è morto non fa più neanche a morire, una spesa incredibile. Una volta tu morivi e non spendevi niente. Mi ricordo che mio bisnonno l'avevano seppellito, in cortile l'avevamo seppellito. Era andato in bagno, aveva scivolato, è caduto dentro e non l'abbiamo più visto. Si vedeva questa manina e dicevano, ma perché non l'avete tirato fuori? Era pieno di cacca. E chi lo prendeva? Non faceva. E per il seppellimento, mamma, una bara, non si può, non è possibile, 800 euro, una corona, 150 euro, ho detto già muore scoronato. Il carro funebre 30 euro a chilometro, ho detto lo portiamo a piedi, ha detto che non faceva per l'igiene. Poi lui voleva essere cremato, l'abbiamo portato e l'hanno sbagliato, è uscito parzialmente cremato. Insomma, tutto il seppellimento è venuto a costare la bellezza di più di 18.000 euro, mettendo il morto noi. Bene, detto questo io vi saluto perché devo andare, perché devono arrivare altri cantanti. Ciao a tutti quanti, un bacio. Ciao. Agrituristi, non andate da Pirodi, che vi danno da mangiare cose guaste. Ti disturbano nel sonno mentre dormi, con i cani che ti mordono abbaiando. Antipasti marinari di campagna, gallinelle di mangimesse molose, coniglietti del mercato a poco prezzo. Non ti danno cose buone e naturali, niente mirto, limoncello, pilliferro. Solo vino contrappato comperato nel mercato, i ravioli sono vuoti inaciditi molto. Se ti danno maialetto non è sardo ma di Orvieto, la salsiccia della mucca che impazzì. Se vuoi fare le vacanze belle, non andate da Pirodi e boh, ciao! La signora Desolina, ma soprattutto il grandissimo Benito Urgu. Ciao a tutti, ciao. Grazie di questo regalo immenso che stasera hai fatto a tutti noi. Grazie. Complimenti perché avete una forza di stare sotto la pioggia, ma Sassari vince sempre. Sassari vince su tutto. Ciao.
signor Gufan! Un po' di verdure con le cipolle cotte come lo faceva Lalla. Gli ali e le zucchine che buone che sono come le faceva Lalla. Il cotechino cotto macinato fino fino come lo faceva Lalla. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai col figlio di Pirodi, si è agganciata e resta lì. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai col figlio di Pirodi, si è agganciata e resta lì. Gnocchetti alla sarda che faceva Lalla, li so cucinare anch'io. I pomodori secchi che faceva Lalla, li faccio molto meglio io. Fagiolini arrosto conditi alla sala li sa fare solamente Lalla. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai col figlio di Pirodi, si è agganciata e resta lì. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai col figlio di Pirodi, si è agganciata e resta lì. Si è agganciata e resta lì. E boh. Allora, signori sardi e non sardi, tutti a posto? Oggi dobbiamo fare gli gnocchetti sardi alla sarda, alla campidanese, con un bel ragù. Sì, ci siamo cari miei, è quasi tutto pronto, sì? Allora, questo me l'aveva insegnato nonna Peppa. Nonna Peppa me l'aveva insegnato. Grazie per i salutini che mi state mandando. Che simpatici che siete. Ma siete veramente simpatici. Sì. Siamo quasi pronti. Allora, mi hanno chiesto dai paesi, da Fordongiano, quando è che fate gli gnocchetti sardi alla campidanese? Perché volevano venire loro. No, li faccio io. Mi dispiace per loro, ma li faccio io. Sì. Già. Vediamo se cominciamo a vedere qualche cosa che funziona, vediamolo un pochino, quasi, ancora un pochettino così, ancora un pochettino, nonna Peppa si alzava la mattina alle 4 a cominciare a mettere la farina, mio nonno poi si alzava e se ne andava in campagna a lavorare, sì, me lo ricordo, poverini. Erano bravi. Che bellini, guardate che belli che sono, guarda. Che bellini che sono, guardate che bellini che sono. Guardate che bellini che sono, avete visto che bellini che sono? Guardate, che bellini che sono, guardate. Guardate che bellini che sono, guarda. Uno a uno, piano piano. Guardate come vengono bene, guardate. Guardate. Opla. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai. Dobbiamo lavorarla ancora un pochettino. Ma Lalla non c'è più. Allora, in antichità venivano fatti col grivello, in sardo lo chiamavano sugiviru, invece oggi si usa la tavoletta zigrinata, la vedete qui, si appoggia la pasta e si fa il movimento di fare il maloreggio, lo vedete qui, guardate che bello che è, guarda. Che saporiti che sono. E si mettono così appoggiati perché poi devono prendere un po' d'aria per seccarsi un pochettino, faccio così e scendono direttamente di guarda. Che belli, guarda, guarda. Guarda. Che bellini che sono, i malloretti, guarda, e devono essere tutti di misura, guarda, uno grande e uno piccolo, come li sa fare Desolina, Mi hanno chiesto a me a che età mi ero fidanzata, c'era gente che mi voleva che ero troppo piccola, io dicevo no,
c'era uno che mi diceva, ma lo dai un bacino, no, guarda, fatti via, se no ti... Baba, li mandavo via, erano delle persone bacione, le chiamavo io, quelli che bacionavano molto. Guarda, vedi come scendono bene, guarda. Guarda, Maloredis, che belli che sono, guardate che belli che sono. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai col figlio di Pino, si è agganciata e resta lì, si è agganciata e resta lì. Guarda, che bello. Adesso questo attrezzo è un attrezzo moderno, però gli fa bene lo stesso. Però quando li faceva nonna era un'altra cosa. Oggi sì, li facciamo, ma c'è sempre il ricordo di nonna in testa, questa è la cosa più... Guarda, vedete? Imparate a farli a casa. Li dovete fare quasi tutti uguali. Se non sono uguali poi la pancia non li dirigisce. Ah, che belli che sono, guardate. Allora, siamo pronti, come vedete i nostri malloretti sono già pronti, vedete? Guardate, qui ho già preparato il ragù, guardate che bello, sta bollendo, lo vedete? Che cosa bella! Allora io vado a spostare questo, lo mettiamo di là, deve stare attenti perché il fuoco brucia. Mettiamo questo qua e aggiungiamo un po' d'acqua, col mestolo, così, eccolo qua, e mettiamo la mia malloreddata, così. Eccolo qua, siamo quasi pronti. Che subito ci va il nostro raguino. Eccolo qua. Il ragù è fatto con delle verdure, un po' di carne, carote, sedano. Ecco qua, è già sufficiente. Così. Ah, come lo faceva Lalla. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai. Eccolo qua. Ah, che buoni che sono. Nonna Peppa quando li... Allora, come vedete sono pronti ormai, però prima ancora di servirli voglio aggiungere 2 foglie di basilico perché lo insaporisce nel momento adesso, perché io adesso vado a spegnere, ecco qua, e questo basilico gli dà subito questo profumo. Se lo sentite che profumato che è questa cosa qui, è una cosa incredibile. Mamma mia, se lo sapesse Lalla, ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai col figlio di Pironi, si è agganciata e resta lì, si è agganciata e resta lì. Eccoli qua, gnocchetti alla campidanese col ragù e con la verdura, guardate che bella, guardate. E allora sopra una piccola decorazione col cannonau, altro che nonnau, incomincio a nai moideo. Guardate che roba bella, guardate. Gnocchetti alla campidanese, chissà tutti quei sardi che sono in giro, che non sono più in Sardegna, come faranno senza il malloredo su? Me lo immaginavo io, sì. Allora, siamo pronti, prima poco poco mi sciacquo la bocca. Allora, pronti, 1, 2, 3. Che musica!
È veramente un ballo sardo questa cosa qua. È proprio un passo d'orrao, torrao ad Ommudua, tornato a casa tua, passo d'orrao, ma Loredus alla Campidanese. Chi non ne ha lo vorrebbe. Ciao a tutti. Ciao, ciao.